Parla Fanazzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'Azzurra, ma prima, se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Intervista esclusiva al tecnico del Real Madrid, vittorie in amichevole per Spalletti e Inzaghi. Presentato il nuovo pallone invernale del campionato italiano. Intervista esclusiva di Carlo Ancelotti oggi su Corriere dello Sport in edicola. È finito il tempo degli integralisti, spiega il tecnico del Real Madrid che ammette: anch'io sono più flessibile. Si sono evoluti i calciatori, organizzati gli avversari. Il Brasile completo. Ronaldo non dà problemi ma gol, poi prosegue. Vinicius e Mbappé hanno esplosività e velocità di base fuori dal comune. Visti dal vivo sono pazzeschi. Per gli attaccanti siamo in una fase di transizione. Richarlison non è il tipico brasiliano, ma è tra i migliori. In una partita amichevole disputata nello stadio di Antalya, località della Turchia nella quale il Napoli è in ritiro, gli azzurri hanno battuto 3-2 l'Antalyaspor. I gol per la squadra di Spalletti sono stati segnati nel primo tempo da Raspadori all'8° minuto e da Politano al 14° minuto e nella ripresa da Raspadori al 16° minuto. Per i turchi le reti sono state messe a segno entrambe nella ripresa, da Mehmedi al 10° minuto e da Osmert al 41° minuto. Il Napoli ha colpito 2 pali con Raspadori e Simeone. Successo per l'Inter nella seconda amichevole del ritiro invernale a Malta. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto per 4-0 gli austriaci del Red Bull Salisburgo grazie alle reti di Mkhitaryan, Acerbi e Valentin Carboni, oltre a un'autorete di Bernardo. L'Inter concluderà venerdì il mini ritiro a Malta e tornerà in campo in un nuovo test amichevole il prossimo 17 dicembre a Siviglia contro il Betis. Puma, partner tecnico ufficiale della Lega Serie A dall'inizio della stagione calcistica 2022-23, ha presentato il pallone da gioco ufficiale per la stagione invernale 2023. Ehi, fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.